È arrivato puntuale alla Valle dei Templi Vittorio Brumotti intorno alle ore 16 ieri ad accogliere i responsabili del FAI, i volontari, il direttore Parello dell'Ente Parco, il dottore Lopilato, responsabile della Colimpetra. Brumotti è partito dalla località montana di Livigno in Lombardia per arrivare alla Valle dei Templi con la sua immancabile bicicletta, 19 giorni di viaggio interi, 19 tappe per un ammontare di 2500 km. Tutto seguito da una cam in diretta al fine di promuovere i luoghi del FAI e valorizzare anche l'arte, la cucina e il paesaggio. Quindi la visita alla nuova porta d'ingresso dalla Valle ex scuola rurale, quindi il teatro recentemente scoperto, intrattenendosi anche con gli archeologi che sotto un sole cocente continuavano i lavori di scavo. Ciao amici, sono felicissimo, sono partito da Livigno, sono arrivato ad Agrigento. L'italiano mi ha detto: mi raccomando, fai questo percorso ma devi sapere che hai fatto tutto in discesa, perché per gli italiani da Livigno a Agrigento è tutta discesa. Invece ho fatto un sacco di salite, ma col calore degli italiani. Sentili qua gli italiani, e grazie al FAI che mi ha dato la possibilità di fare una maratona con gli occhi pazzesche, di sostare nei luoghi, nei beni del FAI, nei luoghi del cuore, io mi sono rigenerato, ho creato questo Cammino di Santiago versione italiana, mi sono arricchito dentro e posso dire che Brumotti in 19 giorni da Peter Pan, che resterà per sempre, è diventato molto più uomo, è cresciuto, mi sono come purificato, sono arrivato qui proprio in un esempio famoso in tutto il mondo, ovvero nella Valle dei Templi. Sono arrivato qua e ho dimostrato, facendo la maratona con gli occhi, quanto è bella la mia Italia. Sarò qua adesso, cercherò veramente di... mi spaventa ancora guardare la bici, per un attimo la parcheggio solo per oggi, farò un giro, farò un sacco di selfie, comunicherò con tutto il pubblico che mi ha seguito in questi giorni, abbiamo fatto dei numeri pazzeschi e cercherò di invitare più gente possibile a visitare questo luogo e tutti i beni FAI. Adesso siamo molto più vicini ai giovani, il FAI ha preso una nuova linea, è aperto a tutti, è sempre stato aperto a tutti. Siamo molto felici di ricevere oggi Vittorio Brumotti qui ad Agrigento, siamo felici che si concluda tutto ad Agrigento. Poco fa parlava un po' del suo viaggio, anche Agrigento secondo me è un luogo dell'anima, tanto che quando penso alla Colimbetra ricordo James Hillman col suo Il giardino e l'anima, il luogo in cui c'è questo incontro. E oggi in particolare ringrazio il direttore del parco perché facciamo un giro in un'area che secondo me è di grande attenzione, gli investimenti sul quartiere ellenistico romano, la scoperta poi del nuovo teatro ellenistico, quindi questa città di Agrigento che si riscopre avere 300.000 abitanti ormai 2600 anni fa, e poi tutta quest'area perché siamo in una agorà di 50.000 metri quadri che speriamo possa essere tutta scoperta, e poi anche il Cardo I che finalmente è stato aperto e che sicuramente verrà percorso da Vittorio Brumotti, e quindi è l'occasione anche... Io te la dico alla Marco Magnifico, venite che è una figata pazzesca, perché veramente il FAI fa delle cose eccezionali. Siamo ormai amici con Brumotti, non è la prima volta che viene, devo dire che è sempre gradita la sua presenza per il carico, diciamo, di entusiasmo anche che porta, e naturalmente per la promozione che farà di questi nostri luoghi, e soprattutto questo nuovo accesso che dà una nuova dimensione del parco, un nuovo racconto che vogliamo che i visitatori e i potenziali visitatori cominciano a gustare anche attraverso la presentazione. Diciamolo in siciliano, insegnami in siciliano. Bene qua, entra qua che... Trasca intro. Oh. Trasca che grappiamo un'altra porta. Oh, invitiamoli tutti, evviva! Vittorio, dopo 20 anni possiamo dire che abbiamo ricostruito quella bellezza che era stata largamente offesa, ed è un lavoro bellissimo che abbiamo fatto fianco a fianco, il FAI e prima la soprintendenza, successivamente il Parco della Valle dei Templi. Questa città ha un patrimonio straordinario e ti devo dire una cosa, finalmente ha dei soggetti istituzionali, parlo del Parco della Valle dei Templi, che stanno lavorando benissimo. Guarda che la notizia è questa, che c'è un'istituzione pubblica che lavora bene per il territorio. Noi siamo felicissimi di stare qui a fare la nostra parte insieme al Parco della Valle dei Templi e insomma a ridare onore e dignità alla nostra città, che non è più la città degli abusivi ma la città della bellezza.